Un quantitativo così ingente da poter soddisfare il mercato siciliano e non solo, per diversi mesi. Un quantitativo così grande da non poter essere sbarcato e smerciato direttamente. È per questo che gli inquirenti pensano che il carico trasportato dalla nave Gold Star fosse sì diretto in Sicilia, ma prima di giungervi sarebbe stato necessario suddividerlo e sbarcarlo in porti meno controllati. Sono stati illustrati questa mattina in procura a Modica tutti i dettagli dell'operazione che sabato scorso ha portato all'individuazione in acque internazionali della nave battente bandiera della Tanzania con a bordo 30 tonnellate di hashish. Certamente è un quantitativo veramente imponente, si parla di circa 20 o 30 tonnellate, per cui si tratta di un quantitativo che era sufficiente per le esigenze dei consumatori siciliani per almeno un paio d'anni. L'equipaggio della nave, lunga 80 metri, composto da 9 persone, accortisi di quanto stava accadendo, aveva cercato di distruggere la nave, a bordo della quale erano state posizionate appositamente delle bombole di gas. 3,4 tonnellate l'hashish recuperata integralmente e 3,8 tonnellate i residui, cenere e resina della carbonizzazione dello stupefacente. Adesso le Fiamme Gialle stanno lavorando per scoprire chi ha organizzato il traffico, chi ha procurato lo stupefacente e chi c'era ad attenderlo. Le indagini proseguono chiaramente a 360 gradi per capire tutti gli aspetti del viaggio. Quindi l'organizzazione che presumibilmente in Marocco ha consentito l'acquisto, lo stoccaggio a bordo della nave, il transito, chi ha organizzato il viaggio in mare, dove era diretta, con che modalità, chi altro era responsabile.